Intanto ringrazio tutte le professioni sanitarie perché sono fondamentali per la presa in carico, in cura della persona, del paziente. Le prospettive delle professioni sanitarie sono sempre più quelle ovviamente di un'evoluzione di professionalità verso tecnologie importanti. Si parla di intelligenza artificiale, ma io parlerei soprattutto di utilizzo ovviamente di tecnologie che possono aiutare il professionista a lavorare meglio e forse anche lavorando meno intensamente, dando al professionista la possibilità di poter avere con il paziente, con la persona, un dialogo e quindi una presa in carico molto più forte rispetto ad oggi, dove le competenze portano a dover sempre correre perché abbiamo sempre la crisi legata alla mancanza di personale. Quindi l'intelligenza artificiale e le tecnologie potrebbero servire a questo. In particolare poi per quanto riguarda il territorio, con il PNRR sarebbe la cosa più importante, che è quella di portare l'assistenza in territorio, soprattutto per le patologie croniche. Ecco, uno sguardo importante comunque ai giovani, anche perché sono loro che poi un domani avranno anche le competenze tecniche per poter usare le varie intelligenze artificiali e le nuove tecnologie. Intanto è importante che siamo riusciti, e ringrazio le professioni sanitarie, ad avere 200 giovani che sono iscritti al primo anno di scienze infermieristiche, perché questo significa avere poi la possibilità di avere dei validi professionisti che entreranno a pieno titolo nel lavoro del territorio e nel lavoro degli ospedali, e soprattutto perché sono giovani che riusciranno ad applicare bene le tecnologie e quindi a servirsene per lavorare meglio senza troppo carico di lavoro. Siccome parliamo di sanità e l'obiettivo è la persona, credo che sempre di più i due ordini si devono parlare per cercare di trovare delle linee guida dove le professioni, quella del medico e quella dell'infermiere o del tecnico, possono compenetrarsi in modo tale da non creare dei muri, ma ci sia proprio un'osmosi, perché chiaramente la professione sanitaria segue e fa la presa in carico, il medico fa la diagnosi e la terapia, quindi ci sono competenze che ovviamente sono dell'uno o dell'altro, ma ci deve essere sempre più collaborazione. Siamo i primi in Italia e i primi in Europa, e con un'aspettativa di vita di 84,1 anni, quindi significa che la Regione Veneto, che è il numero 2, sta curando bene, dando qualità di vita ovviamente alle persone. È chiaro che dovremmo fare meglio e sono convinto che faremo ancora meglio quando riusciremo nel giro di un anno a trovare anche i professionisti, quindi i medici, che sono fondamentali, e le professioni sanitarie.